Buongiorno ragazzi, vediamo di fare questa prima lezione su, diciamo online, con questo sistema qua, in modo da non lasciarvi impreparati per questo esame e poter fare almeno uno degli argomenti più importanti dell'anno, che è appunto il business plan. Questa è la prima lezione, faremo una serie di lezioni sul business plan per definirlo bene. Prima di tutto, che cos'è il business plan? Il business plan è un documento programmatico, è la programmazione dell'avviamento, dell'apertura e dell'avviamento di un'azienda. Di un'azienda nuova, può essere un bar, può essere un albergo, può essere un ristorante, un'azienda ricettiva o qualsiasi altra cosa. A cosa serve il business plan? Serve a definire in anticipo tutti i passi che bisogna fare per poter sviluppare, mettere in produzione un'azienda. A chi è interessato al business plan? Prima di tutto sono interessati i finanziatori. Chiunque ti debba finanziare ha bisogno di un progetto per verificare la fattibilità del progetto e quindi per verificare il rischio del finanziamento. Quindi chiunque voglia finanziare un'attività vuole un buon business plan, vuole una buona programmazione, vuole vederci chiaro su quello che l'imprenditore appunto vuol fare. Quindi possiamo dire che il business plan non è altro che concretizzare appunto concretizzare l'idea dell'imprenditore e mettere nero su bianco in modo che tutto sia più chiaro. Le caratteristiche che deve avere un business plan sono quelle della chiarezza, deve essere chiaro, semplice nei contenuti e semplice da leggere, perché non sempre chi lo legge è un esperto. Quindi poi le informazioni devono essere complete, ma soprattutto il progetto del business plan deve essere fattibile. Che cosa si intende per fattibilità del progetto? La fattibilità del progetto è che il progetto deve essere concreto, deve puntare all'apertura dell'azienda, deve puntare su cose credibili, non su cose impossibili da realizzare. Quindi la fattibilità e la credibilità del progetto sono due cose importantissime del business plan. Chiaramente i destinatari di questo business plan, prima di tutto, ho detto, sono i finanziatori, ma non solo i finanziatori, anche il management, cioè i manager, i direttori, chi si interessa della contabilità e dell'amministrazione, quindi deve stare attenta a questo business plan. Ma adesso, dopo che abbiamo, diciamo, dato una definizione di business plan attendibile, vediamo il contenuto del business plan. Che cosa contiene? Il business plan contiene due tronconi molto importanti. Uno si chiama progetto imprenditoriale ed è roba scritta, parla di definizioni, programma a definizioni. E uno invece si chiama piano di startup, dove ci sono i numeri. I numeri di che cosa? Prima di tutto i numeri, quindi le cifre degli investimenti che si devono fare, e poi come si recuperano i finanziamenti per poter fare quegli investimenti. Quindi il piano di startup è una specie di bilancio preventivo, cioè di bilancio programmatico. Il progetto imprenditoriale parte dalla business idea. La business idea è il motivo iniziale che hanno portato l'imprenditore a voler costituire una nuova azienda, e quindi è la descrizione del sentito, delle profonde convinzioni che hanno portato l'imprenditore a decidere di mettersi in gioco e rischiare
fare un'azienda nuova, quindi nel costituirla e nel mandarla avanti, e nell'investire anche rischiare un patrimonio anche che in parte è anche un patrimonio suo personale. Il progetto imprenditoriale quindi non fa altro che specificare nei dettagli tutto quello che bisogna fare, tutto quello che c'è intorno anche alla nuova azienda, e concretizzarne gli obiettivi, concretizzare la business idea e i suoi obiettivi. Allora, anche questo progetto imprenditoriale si basa su 3 step: la descrizione dell'attività, l'analisi del mercato e l'analisi dell'ambiente interno. L'analisi del mercato poi non è altro che l'analisi dell'ambiente esterno. Iniziamo con i primi step, la descrizione dell'attività. La descrizione dell'attività, prima di tutto si descrive l'attività caratteristica, chiamata anche attività core dell'azienda. Sarebbe il settore, quello che si vuole fare, il settore economico di riferimento. Insomma, se voglio aprire un ristorante è un ristorante, se voglio aprire un albergo è un'attività ricettiva, se voglio aprire un bar è un altro tipo di attività e bisogna descriverla. Questa è l'attività core. Poi abbiamo le tre action, diciamo, la cosiddetta mission, vision e location. La definizione di queste 3 importantissime cose non sfugge al business plan, non può sfuggire al business plan. Prima di tutto la mission, che cosa è? È l'idea, è il motivo che ti hanno fatto scegliere quel tipo di azienda, sono i motivi intrinseci, naturali, che hanno fatto in modo che l'imprenditore prendesse questa decisione. È la missione che si prefigge l'azienda. La vision invece non è altro che la descrizione di come l'imprenditore vorrebbe che la propria clientela vedesse l'azienda, come l'esterno vedesse l'azienda, come il pubblico vedesse l'azienda, che si facesse un'idea di serietà, un'idea di prezzi accettabili, un'idea di gentilezza, un'idea di soprattutto di qualità dell'azienda. Questa è la vision che si vorrebbe, la descrizione di quello che l'imprenditore vorrebbe che come vedessero l'azienda, i propri clienti. E poi c'è la location che forse è una delle cose più importanti, ragazzi, perché la location parte dalla visione, parte dal luogo dove vuoi situare l'azienda. Il luogo è di primaria importanza, forse è la cosa più importante. Costituire l'azienda con una location magari buona può valere il successo aziendale. Mettere la location in un posto magari isolato, dove non c'è passaggio, dove non c'è parcheggio o dove ci sono altri problemi, può costituire il fallimento aziendale. Quindi non dimentichiamo che la descrizione della location, la location proprio come quartiere, come città, come via, come possibilità di parcheggio, possibilità di vicinanza a strutture pubbliche, sia di grandissima importanza per il business plan. A questo punto, per finire con la descrizione dell'attività, non ci resta che definire la